pubblicata 2 ore fa la delibera per il progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Padova Est, incarico che si è aggiudicata una cooperativa modenese in raggruppamento temporaneo con altre 3 imprese. I particolari con Antonello Profita. Abbiamo pubblicato da circa un'ora la delibera di aggiudicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di Padova Est. Per quello che sarà il nuovo ospedale a Padova Est è stato dunque superato uno degli ultimi scogli. Siamo arrivati a poter assegnare alla Politecnica Ingegneria ed Architettura, cioè la prima classificata della gara, questo è l'incarico appunto per il piano di fattibilità il progetto di fattibilità tecnico ed economica. Tenendo presente che poi c'è l'opzione, come ben sapete, che dal progetto di fattibilità tecnico ed economica possiamo anche assegnare il progetto definitivo, l'esecutivo e la direzione lavori per un totale appunto di 35 milioni di euro. Per ora il cronoprogramma che doveva portare alla realizzazione dell'opera entro il 2028 è rispettato, anche se da oggi decorrono i 35 giorni entro i quali gli esclusi potrebbero presentare ricorsi che dilaterebbero i tempi. Prosegue in